Shakespeare diceva che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Allora forse siamo ciò che vorremmo diventare. Le nostre aspirazioni più grandi ci guidano lungo tutta la vita, illuminando il percorso come un faro nella notte. Siamo ciò che sogniamo, diventiamo quello in cui crediamo. Per Achille Mauri non era mai stata una questione di soldi. Si trattava piuttosto di passione. I profitti erano venuti dopo. Il suo amore per il teatro non riguardava solo lo spettacolo, ma i luoghi stessi della rappresentazione, che erano centri di intrattenimento, poli di diffusione culturale e siti architettonici d'avanguardia. Il teatro è sogno, può cambiare la realtà. Aveva acquistato il Teatro Manzoni e fondato la prima compagnia stabile d'Italia. In poco tempo ne aveva fatto il più famoso teatro popolare di Roma. Tutto può diventare spettacolo, anche lo sport. Sempre a Roma aveva costruito e inaugurato lo Sferisterio Spagnolo, un'arena adibita al gioco del pallone elastico, uno sport molto popolare all'epoca, quando il calcio non era ancora diffuso. Che sia moderno, che ci sia di mezzo una macchina, dobbiamo sbalordire il pubblico. Imprenditore visionario e illuminato, fu tra i primi ad importare il cinematografo dei fratelli Lumière in Italia. Incominciò a occuparsi di sonorizzazione dei film muti. Poi aprì alcune delle prime sale cinematografiche d'Italia. In una di queste, nel 1905, proiettò il primo film dell'industria cinematografica italiana, La presa di Roma. Il vecchio West all'ombra del Colosseo. Vedrai che successo sarà. Nel 1906 era tra gli organizzatori della tappa romana dello spettacolo itinerante Buffalo Bill's Wild West, che sostò nella capitale per una settimana. La leggenda del West sbarcava in Europa e gli indiani e i cowboy divennero personaggi dell'immaginario collettivo, ben prima che Hollywood ne facesse dei divi. Volare? L'uomo può davvero volare. Era l'alba di una nuova epoca. Il progresso sembrava essere la cura a tutti i mali del mondo. I primi aeroplani tentavano i primi esperimenti di volo. Achille Mauri ne fece uno spettacolo, finanziando e organizzando il volo di Léon de Lagrange dalla piazza d'Armi di Roma. Per la prima volta un aeroplano decollava dal suolo italiano. Burle, giochi di parole, piccole gag, come in America. E poi musica! Quando scoppiò la moda del varietà, Achille acquisì il Trianon di Milano, in corso Vittorio Emanuele, e poi l'Apollo, ora Eliseo, in via Nazionale, a Roma. Mandò in scena le più grandi stelle dell'epoca, Petrolini, Odette Valéry e le prime formazioni jazz, come i Four Black Diamonds. L'arte e la poesia sono mai state a teatro? Facciamole entrare e sedere in prima fila. I suoi teatri erano frequentati dai personaggi più illustri, da Gabriele D'Annunzio a Marinetti, che esaltava il varietà come l'unico genere teatrale realmente moderno, rivoluzionario e antiborghese. Nell'estate del 1914, Achille scritturò Mistinguett, stella delle Folies Bergère, la più grande soubrette del mondo. Si sarebbe esibita sul palco dell'Apollo, ma Achille non poté ammirarla. A soli 45 anni morì ucciso da un infarto. I sogni sono strani e come la loro sostanza si dissolvono all'improvviso.